il tema del finanziamento della Forza di Olbia. So che questo è un tema di particolare rilievo e attenzione. Su questo tema non ho difficoltà a ribadire che nei tempi indicati già nella mia precedente visita sarà completato l'intero finanziamento dell'opera, cioè nel mese di aprile, perché completata questa fase saranno assegnate per intero le risorse per realizzare questa importante infrastruttura. Non è un caso che all'interno del Piano Nazionale per il Sud, approvato dal Consiglio dei Ministri, siano indicate in modo dettagliato 4 grandi infrastrutture, le 3 linee di alta capacità ferroviaria, Bari-Napoli, Salerno-Reggio Calabria, Salerno-Catania e la Sassari-Olbia, proprio perché c'è da parte del governo l'idea chiara di realizzare questi interventi. E su questo, ripeto, come ho avuto modo di dire anche nella mia precedente visita, penso di poter confermare oggi che i tempi e le modalità per programmare l'intero monte di risorse, dopo aver concluso in modo condiviso con tutte le regioni del Sud questa fase di ricognizione delle risorse pregresse e quindi la necessità di spendere ulteriormente queste risorse, di spendere in modo coerente, ci sarà la possibilità per poter appunto compiere queste scelte. Non è un caso che in Consiglio dei Ministri 3 settimane fa abbiamo approvato un cronoprogramma. Il cronoprogramma diceva che entro il 28 di febbraio bisognava chiudere questo confronto con tutte le regioni, oggi siamo al 2 marzo, chiudiamo perché con oggi chiudiamo questa verifica, e che entro appunto il mese di aprile attiveremo e firmeremo, concluderemo la fase di sblocco complessivamente delle risorse, però con quella scelta coerente alla quale ho fatto cenno poco fa, che è quella di andare a rimuovere un sistema di parcellizzazione della spesa in 1000 titoli di spesa che produce dei risultati che danno anche minore efficacia alle politiche, ma che soprattutto dimostrano come poi molte iniziative rischiano di rimanere incagliate e come addirittura può apparire un paradosso, ma un paradosso non è, si rischia o di perdere i soldi oppure ci sono dei disimpegni rispetto al non mantenimento degli impegni assunti in questa direzione. Noi abbiamo fatto un lavoro che è quello di andare a verificare la situazione precedente per poter sbloccare, non commettendo gli errori pregressi, anche le risorse nuove. Noi abbiamo su 1 miliardo 560 milioni di FAS 2000-2006, 1 miliardo 560 milioni, uno stato d'avanzamento della spesa pari al 50% di quel FAS, che è il precedente 2000-2006. Su questa voce ci sono delle revoche, ci sono stati dei disimpegni che non riguardano, lo voglio dire perché sennò poi alla fine creiamo, però mi tocca farlo perché così è stato anche nelle altre amministrazioni. C'è stato un disimpegno di 180 milioni di euro frutto di 2 delibere CIPE, la delibera 36 del 2002 e 35 del 2005, le cito pure, che indicavano un percorso chiaro entro il quale bisognava spendere le determinate risorse in determinati modi. Questo non è accaduto e sono stati revocati 180 milioni di euro da questo FAS, dal FAS precedente. Poi abbiamo in questo FAS un avanzamento della spesa sulla parte rimanente il 50% e risorse che al momento sono state condivise per 36 milioni di euro che saranno riprogrammati tra il governo e regione. Questo chiude la prima riflessione sul FAS 2000-2006. Risorse disponibili disimpegnati, per essere chiari, si riferiscono alla procedura che sono concluse prima dell'inserimento. Ogni regione ha una quota più o meno grande che a terzo. Devo dire, questa è una cifra importante che è stata persa. Le 2 delibere di riferimento sono la delibera 36 del 2002 e la delibera 35 del 2005. In queste 2 delibere venivano stabiliti dei criteri per spendere le risorse negli anni successivi. I termini erano quelli che dovevano essere indicati negli anni successivi a questi. Ad oggi sono stati disimpegnati del FAS 2000-2006 180, anzi per la precisione 180,8 milioni di euro. Il FAS 2000-2006 ha assegnato alla Regione Sardegna 1 miliardo 560 milioni di euro. Di questo 1 miliardo 560 milioni di euro ad oggi il 50% è stato speso, il resto del programma va avanti perché chiaramente sono interventi in corso di realizzazione. Da questo 1 miliardo 560 milioni di euro possiamo prendere atto del fatto che c'è stato un disimpegno per le ragioni che ho detto di 180 milioni di euro e c'è una quota di 36 milioni di euro che potrà anche aumentare e ridursi a secondo di quello che sarà l'evoluzione del programma, che sarà oggetto di una riprogrammazione tra governo e regione. Questo è il quadro nel quale ci stiamo muovendo e in questo quadro penso di poter ribadire la piena collaborazione e disponibilità a lavorare insieme con il governo regionale per raggiungere questi obiettivi.